Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il nostro amato club. Forza Napoli! Exequiel Zeballos è sempre più vicino al grande salto nel calcio europeo. Secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha raggiunto un accordo con l'attaccante argentino del Boca Juniors, che ha già chiarito la sua posizione riguardo al mercato, vuole giocare solo per il club italiano. Ultime notizie dal calciomercato argentino. Il 24enne ha rifiutato una ricca offerta del CSKA Mosca, che gli proponeva 4 milioni di euro a stagione. Ora, il prossimo passo sarà per Napoli e Boca Juniors raggiungere un accordo per il trasferimento, che potrebbe concludersi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. La decisione di Exequiel Zeballos potrebbe essere cruciale per la conclusione dell'affare. L'attaccante argentino ha scelto il Napoli come destinazione ideale, e questa posizione mette il club italiano in una posizione molto favorevole. Non è la prima volta che un calciatore sudamericano antepone un progetto sportivo a un'offerta economica più vantaggiosa, e questo caso ne è la prova. Il CSKA Mosca ha presentato un'offerta molto allettante di 4 milioni di euro netti a stagione, ma Exequiel Zeballos non ha cambiato idea. Il giocatore comprende che la Serie A può essere il palcoscenico ideale per fare un salto di qualità, acquisire visibilità e dimostrare di essere pronto a giocare in un campionato molto competitivo. Il Napoli, a sua volta, era alla ricerca di un attaccante talentuoso e imprevedibile con un grande potenziale di crescita. Exequiel Zeballos risponde a questa descrizione. È un giocatore elettrizzante, capace di giocare sulla fascia, di dribblare i difensori nell'1 contro 1 e di creare pericoli nella tre quarti avversaria. Il suo arrivo permetterebbe al club italiano di aggiungere una nuova dimensione al proprio attacco. L'accordo tra Exequiel Zeballos e il Napoli sembra ormai concluso, ma resta da definire la parte più importante, la trattativa con il Boca Juniors. Il club argentino sa di avere un giocatore di valore di mercato e non vuole accettare una qualsiasi offerta. Il costo del trasferimento potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, una cifra significativa nel mercato sudamericano. Per il Boca Juniors, la cessione di Exequiel Zeballos rappresenterebbe una perdita sportiva, ma anche un'opportunità finanziaria. L'attaccante è considerato da anni uno dei talenti più promettenti del club e la sua partenza libererebbe risorse da investire in altri reparti. La chiave sarà la struttura del trasferimento, le variabili e l'eventuale inclusione di una percentuale su una futura rivendita. Il Napoli sa che i desideri del giocatore giocano a suo favore. Quando un giocatore esprime chiaramente la sua preferenza per una sola destinazione, le trattative di solito seguono un percorso più diretto. Ciò nonostante, il Boca Juniors non rinuncerà a uno dei suoi giocatori più interessanti e cercherà di ottenere il massimo da lui. Per Exequiel Zeballos, firmare con il Napoli rappresenterebbe un passo fondamentale nella sua carriera. Passerebbe dal campionato argentino alla Serie A, un campionato impegnativo e tattico, perfetto per valutare la sua crescita. La sfida sarà quella di adattarsi rapidamente, trovare continuità e dimostrare che il suo talento può essere applicato anche al calcio europeo. Il Napoli è alla ricerca di un giocatore ambizioso con potenziale di crescita. Non si tratterebbe di un acquisto solo per il futuro, ma piuttosto di un rinforzo in grado di dare un contributo immediato, qualora trovasse spazio. La sua velocità, le sue doti di dribbling e la sua personalità con la palla tra i piedi potrebbero offrire alla nazionale italiana un'opzione offensiva molto utile. Ora tutto dipende dall'accordo tra i club. Exequiel Zeballos ha già preso la sua decisione. Il Napoli ha l'approvazione del giocatore e il Boca Juniors attende un'offerta vicina ai 10 milioni di euro. L'attaccante argentino ha rifiutato offerte più alte per dare priorità alla Serie A, e questa decisione potrebbe portare a uno dei trasferimenti più interessanti di questa sessione di mercato. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon giocatore per il Napoli? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al nostro canale. Forza Napoli sempre!